Uno spazio verde per la pace dinanzi alla prefettura di Agrigento, cosa vuole rappresentare questa iniziativa? Allora, la NVCG ha una storia di 82 anni, nasce nel 1943, nasce prima della stessa Repubblica Italiana che è nata nel 1948. Noi siamo presenti nel territorio, testimoniamo attraverso i nostri laboratori scolastici, attraverso il nostro impegno, la costante azione per i giovani, per garantire ai giovani un futuro migliore e soprattutto di pace, per ridare a chi ha perso il sorriso di riacquistarlo e a chi ce l'ha di non perderlo. L'iniziativa soprattutto va rivolta all'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, perché oggi viene consegnata loro questo spazio verde, quindi ancora una volta dimostrano la dedizione a questa città e l'attaccamento, non solo a tutto ciò che è il valore e il patrimonio di questo territorio, ma soprattutto questo impegno che loro garantiscono. Ma è un impegno simbolico, quindi curano questo spazio verde, però nello stesso tempo in questo modo noi ricordiamo tutti coloro che sono stati vittime di tutte le guerre, ma soprattutto quelle che hanno interessato la nostra nazione. Quindi il valore è simbolico, l'iniziativa va sicuramente collocata in questa ottica, quindi io non posso che ringraziare l'associazione per il loro impegno e per l'azione che svolgono in coesione con il territorio e con tutta la società civile. Sindaco, questa iniziativa per la città di Agrigento cosa rappresenta, cosa vuol dire? Ma è un'iniziativa importante, rappresenta prima di tutto che esiste un'associazione da 80 anni e che la memoria è importante, e poi anche inculcare ai giovani, anche oltre la memoria, anche un senso civico, cioè il rispetto dell'ambiente, il rispetto dell'aiuolo, il rispetto di tutto quello che ci circonda, perché è nostro. Queste iniziative devono essere assolutamente sostenute, perché ogni segno tangibile verso la pace va assolutamente incoraggiato, e devo dire anche la scelta della posizione è estremamente felice, perché è un punto di passaggio, di incontro verso il salotto della città, e perciò tutti passando hanno la possibilità di un momento di riflessione su un tema che è sempre protagonista e ancor di più oggigiorno.